Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi le previsioni per martedì 11 febbraio 2020 e cosa ci possiamo aspettare dagli astri in questa giornata. Prima però, come sempre, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie. Bene, in questa giornata di martedì abbiamo sicuramente margine per lavorare molto, fare molte cose, molte attività e avere sicuramente molte energie dalla nostra parte. Anche per chi come me dovesse essere in fase di convalescenza troverà in Marte un valido alleato. Per giunta la costellazione che apre per prima questo quadrato, cioè dunque questo elenco di costellazioni, vale a dire le costellazioni che la Luna visita oggi, è la costellazione di Ariete. Dunque abbiamo di nuovo Marte, doppio influsso marziano in questo giorno, sia come dominatore nel giorno, sia nella costellazione che per prima riceve la visita della Luna. Dunque ancora di più la rapidità di ripresa e guarigione verrà messa in luce oggi. Dunque, se pensate di fare delle terapie, se pensate di fare delle cure, oggi sicuramente è il giorno adatto e avrete qualche risultato. Sicuramente oggi siamo anche in luna calante, abbiamo cominciato la discesa già dopo le 8:34 di ieri, che era il culmine dell'ora piena, e adesso siamo in gibbiosa calante, dunque siamo sicuramente sulla buona strada per rimuovere quello che non va. A maggior ragione facciamo approfittiamo appunto, facciamo un bell'uso di queste energie per rimuovere cose inutili, vecchie abitudini, togliere le cose che non servono. Per le donne buono anche la rimozione di peli superflui, ma questo vale anche per l'uomo. È ottimo sicuramente per questo genere di cose, ma anche per metter via per la dispensa d'inverno. Dunque, se vogliamo fare marmellate oppure conservare delle verdure, dei barattoli di primizie, possiamo farlo sicuramente, è ottimo questo periodo. Dunque torniamo però il giorno, a cosa ci aspetta. Abbiamo detto questo Marte molto forte, valido appunto per il recupero, ma anche per le eventuali situazioni dove è richiesta un nostro imporci, un nostro metterci in mostra o difenderci in un certo senso. E attenzione, perché per chi ha già eccessi di fuoco o Marte molto presente nel proprio oroscopo, nel proprio quadrato di nascita, oggi può essere una giornata che mette certi rapporti ai ferri corti e che magari può dimostrare delle lacune nel campo soprattutto delle amicizie. Dunque attenzione oggi, usate più diplomazia possibile, sebbene non sarà facile. La costellazione che subito segue è Vergine e dunque occhio soprattutto alla testa, attenzione, perché è possibile appunto che qualcuno possa magari sbatterla inavvertitamente, procurarsi dei tagli. Comunque non soltanto questo, può anche essere una giornata dove saremo molto distratti o probabilmente più disordinati del solito. Dunque cerchiamo di impegnarci a non rischiare di perdere oggetti o cose appoggiandole in posti dove non ci ricordiamo poi di aver lasciato appunto le cose che avevamo nelle mani. Ho scoperto una cosa molto interessante, che se stiamo parlando al telefono o con qualcuno e facciamo qualcosa in quel frangente, con ogni probabilità non ci ricorderemo quello che abbiamo fatto. Vale a dire che se siamo presi in una conversazione e appoggiamo un oggetto da qualche parte, poi faremo fatica a ricordarci dove abbiamo posizionato l'oggetto, o addirittura se ci danno qualcosa nelle mani neanche ci ricordiamo chi ce l'ha dato. Questo è proprio un meccanismo cerebrale, perché è coinvolto nella conversazione, nel dialogo, e dunque si isola, non riesce a processare più stimoli contestualmente. Dunque questa è una curiosità che però vi condivido. Se volete
dovrete fare attenzione ovviamente quando parlate, di non fare altro, concentratevi solo sulla vostra conversazione e dopo la conversazione potrete procedere a fare il resto. Questa è una cosa molto importante che oggi è bene applicare ancora di più che in altri momenti, proprio perché ci sarà una possibilità maggiore di essere distratti, oppure al contrario un eccesso di pignoleria che ci potrebbe rendere anche più suscettibili o più fastidiosi nei confronti degli altri. Questo insomma è un pochettino da attenzionare. Di per sé comunque la giornata è abbastanza positiva, come ho detto saremo molto energici e è possibile anche che qualcuno percepisca un accendersi di nuovo dei sensi e una ondata di passionalità che era probabilmente sopita nell'ultimo periodo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e noi ci ritroviamo sempre domani con le previsioni e a più tardi con i nati del giorno. Un grande abbraccio dalla vostra Hilde, a presto!